Rieccoci insieme. Allora, voglio dare appunto la parola a Mara Rumiz. Mi sente? Sì, la sento. Perfetto. Grazie per l'invito e buon pomeriggio a tutti. Buonasera anche a lei. Ci sono due temi in modo particolare, quello della sanità, di cui comunque abbiamo parlato perché attraverso il problema dei pensionati e anche dei lavoratori emerge sempre, e poi quello del riarmo. Certo. Allora, partiamo dalla sanità e direi del welfare complessivo. Voi sapete che Emergency è nata oramai 31 anni fa, nel 1994, è nata per volontà di Gino Strada e di sua moglie ed è nata durante la guerra in Afghanistan per portare cure, per curare le vittime della guerra e della povertà. Ha costruito ospedali in diverse parti del mondo, è presente in Africa, ma dove voglio arrivare? Voglio arrivare al fatto che nel 2010 Emergency si è accorta del bisogno che c'era e che c'è di essere presente anche in Italia. Ma perché? Perché in effetti il sistema sanitario nazionale, che è un ottimo sistema nelle intenzioni, quando è nato forse era il migliore che si trovava nel mondo, incominciava a perdere dei colpi e tante persone, anche nel nostro territorio, rischiavano di non poter accedere alle cure mediche. Ed è per questo il motivo per cui abbiamo incominciato a lavorare anche in Italia e proprio nel 2010 abbiamo aperto un poliambulatorio anche a Marghera. Non vogliamo assolutamente né far concorrenza al sistema sanitario nazionale, ci mancherebbe altro, né neppure fare azione di supplenza, nel senso che noi riteniamo con forza che dobbiamo salvaguardare quel sistema e anzi dobbiamo garantirne la diffusione all'interno di tutto il territorio nazionale. Questo lo dico perché siamo consapevoli che qui nel settentrione i servizi in fondo funzionano meglio che in altre parti del paese. Cosa facciamo noi a Marghera? Prendo Marghera come esempio, poi siamo presenti anche in Campania, in Sicilia, siamo presenti anche con dei polibus sanitari laddove c'è bisogno, per esempio siamo presenti laddove i migranti lavorano in condizioni oscene, nei campi in Calabria, in Sicilia, in Campania, ma anche laddove ci sono emergenze, calamità naturali. Noi innanzitutto a Marghera facciamo azioni di accompagnamento nei confronti di coloro che hanno difficoltà ad accedere al sistema sanitario pubblico. Ovviamente viene facile pensare. Cosa vuol dire accompagnamento? Nel senso che è difficile per uno che magari viene da fuori, un migrante, capire come funziona il sistema sanitario nazionale, accedere alla tessera sanitaria temporanea e poter avere un riferimento nel territorio. Tant'è vero che in assenza di strutture territoriali e strutture come la nostra, anche se non siamo i soli a farlo, si intasano i pronto soccorsi, perché uno che sta male non trova servizi sul territorio, va al pronto soccorso anche per problemi che potrebbero essere risolti altrove. Per cui azione di informazione e accompagnamento verso il sistema Quindi voi vi rivolgete nazionale.
Scusi che la interrompo, voi vi rivolgete sostanzialmente agli stranieri oppure c'è anche una specie di ambulatorio che aiuta le persone, i cittadini poveri in difficoltà o quelli che sono rimasti senza medico di medicina generale, perché questo è un altro grande tema che riguarda anche molti anziani? Assolutamente sì, noi abbiamo l'ambulatorio a Marghera dove abbiamo un medico di medicina di base, abbiamo un pediatra. Abbiamo un ambulatorio di odontoiatria, di oculistica e a questi servizi, soprattutto odontoiatrici, oculistici, si rivolgono tanti veneziani o italiani in genere, perché sappiamo benissimo che ricorrere a un dentista, un ambulatorio odontoiatrico o anche oculistico costa molto, per cui di fatto nel nostro ambulatorio di Marghera noi abbiamo circa 1100-1200 utenti ogni anno, in 15 anni di attività abbiamo superato i 12.000 pazienti, oltre ai migranti ci sono tanti italiani poveri, senza fissa dimora ovviamente, ma sempre più persone ricorrono al nostro ambulatorio anche per le prime cure, servizio di medicina di base e pediatria, anche perché sappiamo bene che i medici di famiglia, chiamiamoli così, e i pediatri, si stanno riducendo di numero sempre di più. Certo, lo interrompo un attimo. Persone che sono in grande povertà, è un tema questo purtroppo, è un dato di fatto, voi ne avete riscontrato dei numeri importanti. Sì, noi come associazione Libera, associazioni Nomi e Numeri contro le mafie, non ci occupiamo solo di mafia, ci occupiamo di giustizia sociale e facciamo parte della rete della Via Maestra. Per questo siamo qui oggi insieme alla CGIL e sosteniamo la manifestazione del 25 ottobre, la rete della Via Maestra che sarebbe la nostra Costituzione. Don Luigi Ciotti, che è il fondatore, il presidente di Libera, dice sempre la Costituzione, la nostra Costituzione che nasce dalla Resistenza e che è una Costituzione antifascista, è il primo codice antimafia d'Italia, che se fosse applicata come dovrebbe, sicuramente eviterebbe le infiltrazioni mafiose e tutte le altre problematiche. I primi 12 articoli della nostra Costituzione parlano di diritti e il diritto è anche quello alla sopravvivenza, alla salute, il diritto è anche quello per i migranti di avere un lavoro protetto, non un lavoro in balia dei caporali. Noi come Libera quest'anno, che è il 30° anniversario, abbiamo una campagna, stiamo facendo una campagna che si chiama Fame di verità e giustizia, che tocca 11 punti, li dico velocemente. Il primo ovviamente è la verità e giustizia per le vittime innocenti delle mafie, ma poi c'è il tema dei beni confiscati. I beni confiscati in Veneto sono 234 già destinati, per dire come le mafie siano presenti e abbiano. L'ultimo è stato destinato un po' di tempo fa ed è la Villa Rodella del nostro presidente Galan, perché noi non dobbiamo dimenticarci la profonda corruzione che c'è nel Veneto. Abbiamo il caso Mose, ma abbiamo il caso Palude, che è in corso di accertamenti, di processo è in corso. L'assessore ha patteggiato più di 3 anni di reclusione e quindi voglio dire è conclamata questa cosa, ma abbiamo anche il caso di Santa Maria di Sala, del sindaco, che ha anche questo patteggiato, quindi la corruzione è molto presente nel nostro territorio. E poi quindi dobbiamo rafforzare gli strumenti di indagine, dobbiamo pensare che la magistratura e le forze dell'ordine hanno bisogno di quello che chiedono, che non è la separazione delle carriere, ma è una
completare i ranghi che sono al momento sotto del 30% in tutta Italia, come anche gli investigatori. Non abbiamo bisogno di leggi che dicono che le intercettazioni devono fermarsi al 45esimo giorno, perché altrimenti non si riescono a individuare le infiltrazioni mafiose che durano molto di più. Prima parlavo del caso di Eraclea, le prime indagini sono partite alla fine degli anni 90, primi anni 2000 e si sono concluse nel 2019 e dopo siamo arrivati alle sentenze passate in giudicato, quindi sono importanti queste cose. Ci sono 11 punti e mi premeva insomma, ricordare che la corruzione e la gestione dei beni confiscati sono due temi fondamentali da approfondire e faremo delle iniziative con la nostra rete, di cui la CGIL fa parte, proprio per toccare questi due aspetti anche qui in Veneto. Per sensibilizzare, insomma, non solo le persone ma anche le istituzioni. No. A questo proposito sempre mi rivolgo a Mara Rumiz, quindi alla responsabile Emergency Venezia. C'è anche un discorso che a voi tocca molto che riguarda il tema del riarmo. Assolutamente sì. In due parole spiegando. Mi collego a quanto diceva il rappresentante di Libera quando parlava di un'attenuazione dei diritti. Allora, anche il discorso del riarmo si inserisce in quello che è una prassi che sta diventando, che si sta consolidando, no? Ricordiamo tutti che alla fine della Seconda Guerra Mondiale i diversi stati si erano messi insieme per costruire un sistema normativo e di organismi proprio per cercare di prevenire le guerre e risolvere i conflitti tra gli stati attraverso la diplomazia, attraverso altri strumenti che sono la conoscenza, la condivisione, la cooperazione. A me pare che oggi si stia facendo carta straccia di questo insieme di normative e di istituti, sto pensando all'ONU, alla Dichiarazione Universale dei Diritti, e per risolvere i conflitti, le controversie tra gli stati si veda come unico strumento la guerra. E guerra poi significa modificare nel concreto anche l'assetto sia democratico sia l'economia, no? Per cui attualmente si parla di riconversioni di industrie al fine bellico, i bilanci dei diversi stati destinano sempre maggiori risorse al riarmo, e questo per forza di cose comporta un indebolimento, un impoverimento del sistema del welfare. Ma questo è un problema di carattere internazionale, più che, cioè, noi dobbiamo sottostare a decisioni che riguardano il sistema Europa e non soltanto, per cui non è che uno si può sottrarre arbitrariamente. No, assolutamente, infatti non è un caso che io stessi parlando di un sistema internazionale che poi ha influenza poi anche all'interno dei diversi stati. C'è chi dice, anzi lo dicono quasi tutti, è necessario armarsi non per attaccare ma per difendersi. Allora, anche qui, quando noi riconvertiamo un'azienda che magari era un'azienda metalmeccanica o che so io, qualcos'altro, ai fini bellici, dobbiamo sapere che non basta la prima fornitura di armi una volta che è riconvertita l'azienda, no? È una corsa sempre di più a spostare da un settore all'altro produttivo il riarmo, per cui questo poi rischia di generare una conflittualità che continua nel tempo, una conflittualità che rischia anche di essere all'interno dello stesso continente a cui apparteniamo, perché se improntiamo
l'economia al riarmo, cioè voi proponete al che cosa? consumo. Io lo interrompo perché il tempo vola. Voi cosa proponete? Proponiamo di riprendere in mano gli altri strumenti, appunto la diplomazia innanzitutto, la cooperazione, la conoscenza tra i popoli. È stata attivata ma non ha funzionato. La diplomazia è stata utilizzata ma non sta funzionando. Ma perché non la si vuole far funzionare? In fondo noi dalla fine della seconda guerra mondiale, sto pensando non solo all'Italia, all'Europa, la mia generazione, che è ovviamente ho tanti anni, ma ha vissuto fino a 3 anni fa in una situazione di pace relativa, aggiungo, perché nel mondo ci sono almeno un'altra cinquantina di conflitti, ma in Europa, insomma, il discorso della diplomazia. Io le faccio assunto, cercare di far funzionare, voler far funzionare la diplomazia. Non solo la diplomazia, ma anche la conoscenza. Per esempio, parlavamo di giovani, l'Erasmus è uno strumento che aiuta anche a prevenire i conflitti. Quando ci si conosce, si lavora insieme, si studia insieme, è più difficile poi arrivare a farsi la guerra. Grazie, la ringrazio moltissimo, siamo proprio in giro di chiusura. Segretario, manifestazione quindi organizzata, la priorità è un'agenda sociale. Vediamo anche la slide a questo riguardo. La priorità è un'agenda sociale e andare incontro a quei bisogni che si sono espressi qui su più punti. Abbiamo la necessità che i governi e la legge finanziaria, la legge di bilancio che dovrebbe mettere in campo le risorse per le politiche per rispondere a quei bisogni siano indirizzati verso le persone. Il tema del riarmo non è un tema secondario, io lo riprendo perché è vero che ci sono dei vincoli ma non sono obbligatori. Ci sono paesi che hanno fatto altre scelte politiche, mi riferisco alla Spagna ad esempio da questo punto di vista. È una scelta che il nostro governo deve fare in maniera trasparente. Vuole dare 23 miliardi alle banche e alle armi o vuole dare 23 miliardi per fare ospedali, per fare stipendi, per mandare le persone prima in pensione? Il tema della questione delle politiche internazionali e di equilibrio internazionale sicuramente è delicato, ma come si diceva bisogna avere la volontà politica di risolvere i conflitti per vie che siano pacifiche, perché con la guerra ci perdiamo tutti. Il nostro governo sta facendo altre scelte, sta mettendo le risorse su un riarmo che, permettetemi, la storia ci insegna che nel momento in cui si investe nelle armi, a un certo punto le armi vengono usate, e non solo per la difesa, ahimè, e questa è la storia che ce lo insegna del secolo scorso da tanti punti di vista. Quindi noi siamo in piazza anche per questo, il 25 ottobre, per chiedere che invece il governo risponda all'esigenza e quei nodi che come Paese affliggono appunto le persone che ci vivono. Il tema giovani, il tema di una vecchiaia che deve essere serena e quindi il tema della non autosufficienza, il tema del lavoro che non può più essere povero, ma sul quale invece bisogna tornare a investire con un innalzamento dei salari e garantire che un lavoro sia più stabile possibile, perché la piaga della precarietà è una piaga che va contro tutti, comprese le aziende. Assolutamente, una battuta di chiusura, segretario. Noi non abbiamo tanti strumenti a disposizione. Ecco, quello che abbiamo a disposizione sono le manifestazioni che facciamo, sono gli scioperi che facciamo. Quindi voi auspicate che con questa manifestazione o altre, se ce ne saranno, finché il tempo c'è, di sensibilizzare, diciamo così, la politica. Però che cosa? Perché quando si parla di legge di bilancio si parla proprio di soldi e di equilibri. Diciamo, le persone avranno visto che da un po' di tempo che stiamo mettendo in campo tante iniziative, e non ultime, insomma, queste straordinarie manifestazioni sono state fatte per la pace rispetto alla Palestina. Anche qua mi permette una battuta. Io non conosco un imprenditore che fa lavatrici se non sa che quelle lavatrici vengano vendute e utilizzate. Certo. Ecco. E un imprenditore che fa armi le fa perché sa che quelle armi verranno vendute e utilizzate. Le persone devono averla chiara questa cosa. Ecco. Quindi diciamo che l'aumento esponenziale di investimenti verso le armi porterà inevitabilmente all'utilizzo delle armi, insomma.
e non per sparare i fagiani, insomma, ecco, che comunque con tutto rispetto per i fagiani ovviamente, per sparare alle persone, per sparare alle persone. Quindi insomma attenzione su questo. Chiaramente la manifestazione che noi facciamo il 25 cala rispetto ai temi della finanziaria, le prospettive diciamo contingenti, ma abbiamo, come sono state in tutte le nostre iniziative, un respiro molto più lungo e un respiro molto più largo, che riguarda ai sistemi democratici nostri, di dove va l'Europa, di dove va il mondo, e siamo in compagnia di tante altre organizzazioni che in giro per l'Europa abbiamo visto appunto anche Libera, no? Immagino che partecipa. Libera parteciperà perché fa parte della rete della Via Maestra e ci tiene che tutti questi temi che sono stati evidenziati oggi vengano Partecipa anche Emergency? Sì, partecipiamo come abbiamo partecipato alle ultime manifestazioni promosse dalla CGIL. Grazie. Con tanti altri, certo ci saremo sui temi dei diritti, della difesa del welfare, del no alla guerra, ci siamo sempre. Grazie mille. E allora grazie Mara Rumiz, responsabile Emergency in Venezia, grazie a Pier Mario Fop, responsabile regionale di Libera, grazie a Massimo Cestaro, segretario Massimo Cestaro, Giacomo Vendrame, segretario organizzativo CGIL del Veneto, e Massimo Cestaro, segretario dello SPI CGIL del Veneto, per il vostro impegno, l'attività e per aver anche spiegato e reso partecipe tutti quanti voi telespettatori di una manifestazione di cui forse non tutti avevano chiare neanche a volte il fatto che venisse organizzata, ma soprattutto anche le linee sono tante quelle che vengono prese in considerazione. Buon proseguimento, buona serata, noi ci vediamo presto, rivedete poi la puntata naturalmente su YouTube e sul web.